Entra in azione la banda delle monetine e a Vicenza sono subito guai. Un trio di peruviani pregiudicati ha preso di mira una povera vecchietta nel parcheggio di un supermercato, mettendo in scena uno stratagemma tanto ingegnoso quanto odioso per alleggerirla della borsetta. Ecco cos'è capitato. Qualche giorno fa un'anziana vicentina stava caricando la spesa nel baule della sua vecchia Panda nel park seminterrato dell'Aushan, quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che le ha fatto notare che aveva smarrito per terra parecchie monetine. Ovviamente erano spiccioli che aveva gettato sul pavimento lo stesso malfattore, ma la vecchietta c'è cascata e ha accettato di buon grado l'offerta di aiuto del nuovo arrivato. Mentre entrambi erano a capo chino per raccogliere le monetine, il complice del ladruncolo è sgattaiolato dietro la Panda, ha aperto lo sportello e ha portato via la borsa. Fine della storia e tanti saluti. I ladri non potevano però immaginare che tutta la scena era stata ripresa dal sistema di videosorveglianza del supermercato, le cui immagini sono state messe a disposizione della polizia dalla direzione del negozio. E così la targa della vettura utilizzata dai ladri è stata segnalata in tutto il nord-est e in poche ore una pattuglia in borghese della Polstrada l'ha rintracciata in un'area di servizio sulla Milano-Venezia. La vettura è stata fermata fuori dal casello di Spinea sul passante di Mestre ed è emerso che a bordo c'erano 3 peruviani residenti a Torino, già noti alle forze dell'ordine per parecchi reati. 2 componenti del terzetto sono stati riconosciuti grazie al vestiario e alle immagini della sorveglianza. La terza, una donna, aveva lo stesso cappellino che portava il giorno del furto. Sono stati tutti denunciati per furto aggravato. Della borsetta nessuna traccia.